tra le prime posizioni inseguendo il sogno a due, la speranza di levarsi via un periodo nerissimo. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Giracci, benvenuti al Palazzetto dalla Chiesa, Setti Carraro di Bagheria, provincia di Palermo. Serie A Termini Ecosystem Lamezia, 12ª giornata del girone H di Serie B. È l'ultima partita prima della pausa natalizia, non però del girone d'andata, perché si finirà a inizio gennaio. Real Termini in seria difficoltà al penultimo posto con soli 3 punti a meno 10 da Monreale e Drago Acireale terzultime. Ci sono stati innesti dal mercato e un allenatore nuovo che cercheranno di ribaltare la situazione. L'Ecosystem Lamezia invece è lassù a meno 3 dalla capolista città di Palermo assieme al Messina, ma in trasferta c'è un paradosso: non vince da più di 2 mesi, ha il terzo peggior attacco ma la miglior difesa. Quella di oggi sicuramente sarà una partita da non fallire. Real Termini in completo bianco, quindi maglietta e pantaloncini con disposizione per la porta, dopodiché Mantia, Antonino e Gianmario Fuschi, Paesano, De Sousa, Lucchese, Pollicino, Imperato e Montalto a disposizione di Giorgio Lembo. Risponde l'Ecosystem Lamezia in completo arancio-nero con Zerbe Rotella tra i pali a disposizione per la porta. Entrambi poi Caffarelli, Lo Scavo, Caminero, Giampager, Basi, Deodato, Patamia, Mantuano, Gagliardi e De Celestini. Minuto di silenzio e poi si parte. Il ricordo di Sinisa Mihajlovic, scomparso nella giornata di ieri. Che chi conosce il mondo del calcio e del futsal comunque sa quanto bene ha fatto allo sport del calcio principalmente, ma allo sport anche in generale, con i suoi valori umani. L'arbitro di questa partita è Fabio Perez di Milano, assistito da Davide Fonti di Caltanissetta. Al cronometro c'è Nicola Savì di Palermo. Primo pallone che verrà fatto rotolare dal Real Termini a disposizione di Giorgio Lembo. Questa è la terza partita in questa panchina palermitana, mentre dall'altro lato c'è Bebo Carrozza, che con i suoi risultati ha portato questa squadra al terzo posto in concomitanza con il Messina. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio di questo match, 12ª giornata di campionato, tutta spezzata. Si parte tutti comodi, inizia Real Termini Ecosystem Lamezia. Real Termini che nello scorso match ha perso a Casali del Manco 4-2. Altra trasferta difficile per questa squadra. L'unica vittoria arrivò alla quarta giornata qui contro il Drago Acireale, 7-4 finì, mentre l'Ecosystem Lamezia vive tutt'altro momento con la vittoria nell'ultimo turno 4-0 contro un'altra palermitana, il Monreale. Rimessa laterale per il Lamezia, pallone di Celestini. Caminero ha un po' più di spazio per andare verso l'esterno, poi Celestini resiste alla marcatura, tenta il cross basso, non riesce perché tutto bloccato dalla difesa del Real Termini, la peggiore del campionato. Invece quella dell'Ecosystem Lamezia è la migliore da vedere anche sotto questo punto di vista. Quale sarà il risultato finale di questa partita? E Celestini, diagonale, senza una particolare visione
ottimale. Real Termini che cerca di superare la metà campo, ci riesce con l'allungo del pallone da parte di Paesano, senza successo. Allora si va da Caminero, si avanza sulla sinistra, il pallone messo in mezzo, ancora Caminero insiste, tentativo di tunnel, c'era stata la scivolata da parte di De Sousa, si continua ai celestini solo dall'altro lato, pallone in mezzo, ancora un tiro, stavolta murato, altro, conclusione con Caminero che va alto. Ci hanno provato un po' tutti da e Celestini fino a Gagliardi per concludere con Caminero, senza però centrare lo specchio della porta. Il tentativo da parte di Alvaro Caminero Garcia, quasi 95, arrivato dall'arcobaleno Ispica. C'è il tiro ancora una volta di Celestini. È chiaro il messaggio dell'Ecosystem Lamezia: sbloccarla a più presto. Paesano, alzata morbida in profondità, l'uscita da parte del portiere avversario. Rimessa laterale con il passaggio di Paesano per De Sousa. Lucchese gira palla il Real Termini per la prima volta nel corso del match. Nel frattempo c'è un problema qui al palazzetto dalla chiesa Setti Carraro, non funziona il tabellone luminoso del cronometro, neanche quello del risultato. Quindi praticamente senza impegni al momento Nicola Savì di Palermo, data l'indisponibilità tecnologica. Rimessa per l'Ecosystem, battuta dietro e Celestini, Caminero, pallone che arriva a Dalba, pallone lanciato e Celestini cerca di lottare su questo pallone, lo va a prendere invece Mantia. Uno dei innesti di mercato del Real Termini, il recupero di Gerbasi, che invece è il bomber nell'Ecosystem. Pallone che passa ancora a Gerbasi con la sola sistema, pallone largo, c'è il tapin in rete, forse anche un pizzico di fortuna, ma l'Ecosystem Lamezia passa in vantaggio con il gol di Gagliardi su assist di Gerbasi. 1-0 a Bagheria. Il gol di Gagliardi, che così fa 4 in stagione, insegnava da 2 partite, ma insiste il Lamezia, deviazione sulla conclusione di Caminero e corner. Tutta larga, c'è il tiro, deviazione ancora una volta su Celestini. Nuovo corner per l'Ecosystem Lamezia. Real Termini che forse se la stava prendendo comoda per la rimessa dal fondo, non è stato così. La battuta in mezzo, doppia deviazione, Dalba ad anticipare Gagliardi. L'appoggio corto, sempre con gli ospiti in pressione. Paesano verso Lucchese, esce Rotella, Lucchese, Rotella rientra. C'è il tunnel, è riuscito da parte di Lucchese su Gagliardi e ancora su Lucchese, sotto porta il gol di De Sousa, il pareggio quasi immediato del Real Termini, il gol dell'1-1 da parte di Johnny De Sousa.
anche una dedica speciale da parte di De Sousa. 1-1. In gol da 3 partite, questo è il 9° stagionale per il giocatore arrivato da Tenerife, Spagna, quest'estate. E Celestini, adesso il Lamezia dovrebbe tornare ad imporsi. L'impatto con il match è stato molto buono. Insiste e Celestini. Gerbasi nuovamente da Celestini. Le indicazioni da parte di Lembo dalla panchina del Real Termini, che ha davanti gli occhi suoi. Pallone dietro di Gerbasi, Caminero e Celestini può calciare da fuori, deviazione di Lucchese e rimessa laterale. Temporeggia un po' Johnny De Sousa, tecnica abile nell'1 contro 1, il laterale classe 2003. E Celestini murato subito da Lucchese. Allora Lamezia ricomincia da dietro. Caminero, si vuole il tacco per restituirla allo spagnolo, ma niente da fare. Comunque la rimessa per l'Ecosystem. Caminero segue il movimento Celestini, deviazione sul tiro. Cade anche dopo la conclusione. Non c'è stato il tocco avversario. Buona la triangolazione del Real Termini, Lucchese se la sistema, scavalca il portiere, calcia sul palo dopo averlo superato. Poi il contrasto con Rotella, la spallata sul portiere dell'Ecosystem, superato con la solita giocata di Lucchese. È stato commesso però fallo dopo il legno colpito. Il Real Termini si aggancia ai suoi gol, ne ha fatti 7, non segna da 2 partite. Vincenzo Lucchese, arrivato a metà della scorsa stagione, nonostante ciò 19 gol e il salto in B. C'è stata un'espulsione, tanto nella panchina dell'Ecosystem Lamezia, ai danni di un dirigente. Tanto il tabellone luminoso torna a funzionare. Sono passati 5 minuti sul recupero da parte di De Sousa e Rotella. De Sousa, la rimonta del Real Termini con Johnny De Sousa, doppietta e 2-1. Rimonta inaspettata del Real, anche se nell'ultima partita giocata qui contro il Mascalucia si è visto altro, ovvero segnali di crescita dall'arrivo di Lembo in panchina, che ha sostituito Giuseppe Lavita, esonerato. Real Termini per la prima volta in vantaggio, ancora De Sousa trattenuto, c'è il calcio di punizione, c'è la munizione in casa Ecosystem Lamezia, con il calcio di punizione concesso
al Real Termini. Sta vivendo un buon momento sin dal pareggio di De Sousa. Poco fa la rimonta. Giallo per Mantuano. Barriera a 2 per questo calcio di punizione. Proprio De Sousa, battere no. Aveva lasciato a Lucchese. Rotella in porta, si lamenta delle distanze. Adesso si potrà andare. De Sousa lascia Lucchese, sinistro potente, deviazione in angolo. A dirsi qualcosa Johnny De Sousa e Lucchese. Battuta corta, si va dietro, calcia così Mantia. Si ritorna da Paesano, pallone scippato da Gervasi, va avanti Gervasi con la punta, fuori, verso il secondo palo. La rimessa lunga di Dalva, spallata di De Sousa nel conservare il pallone per se stesso, la rimessa giustamente dell'Ecosystem Lamezia. Gervasi, pallone per Deodato, perso ancora Gervasi, 1 contro 1, con Paesano lo vince, ma l'ultimo tocco è il suo. Lucchese a sfidare Mantuano, si allunga il pallone, ancora Lucchese bloccato alla fine da Celestini. Bell'avvio di match, ancora però è molto lunga, con il Real Termini che è affamato di punti. L'Ecosystem Lamezia invece deve reggere il passo di Messina, ma soprattutto quello della città di Palermo. E Celestini si sistema il pallone, si accentra, calcia largo. Ecco lui che ci sta provando di più. Pallone profondo, il colpo di testa di Deodato, pallone salvato da Mantuano, protetto dalla difesa del Real Termini. Lucchese sempre da quel lato, doppio passo, va avanti Lucchese sul sinistro, murato molto bene da Deodato, ma è ancora viva De Sousa, calcia, pallone fuori, anche lui sul palo e non secondo l'arbitro sul ferro che regge la rete di porta. Conclusione sul fondo, ne stanno arrivando tante da una parte e dall'altra. C'è il time out, non funziona la sirena, classico fischio da parte dell'arbitro. Come dicevamo, bell'avvio di partita, il vantaggio di Gagliardi, poi la rimonta firmata Johnny De Sousa, che con questi 2 gol sale a 10 la classifica marcatori di questo campionato, torna a fare doppietta, così è successo nell'ultima partita in casa, il 5-4 subito per mano del Mascalocia, doppietta anche alla settima giornata, però ad Augusta in casa delle Megara finì 9-2, praticamente i gol di De Sousa sono stati gli unici del Real Termini e infine segnò una tripletta addirittura in quel 7-4 contro il Drago Acireale, unica vittoria in questo campionato del Real Termini. Squadre di nuovo sul parquet, 7 minuti giocati in questo primo tempo, con l'Ecosystem Lamezia che riprende il proprio giro palla. Mantuano dall'altro lato
Diodato, tacco di Giampà, conclusione murata di Caffarelli. Giampà, calcia Giampà, sfiora un grandissimo gol. Molto bello il tiro. C'è stata però la deviazione decisiva. Corner per l'Ecosystem. C'è stato il colpo vincente di Mantuano. Lucchese stranamente a sinistra nell'avanzare, poi viene fermato da Caffarelli. Lucchese, De Sousa trattenuto dopo essersi liberato dal difensore, soltanto rimessa laterale. De Sousa voleva il calcio di punizione. Non è stato così, il Real Termini ha comunque il possesso di palla paesano, nonostante la deviazione arriva a De Sousa. Nuovo duello, prova la bicicletta, ma non riesce. Poi si è toccato lo scarpino, come a dire, è stata colpa della suola. Diodato stava riuscendo il diagonale. Resta ancora in possesso l'Ecosystem, Mantuano segue il pallone e poi calcia. C'è il tiro deviato. E nuova opportunità. Parte la battuta in mezzo, deviazione sulla traversa di Paesano, che poi se ne scappa via per dimenticare il brivido. Ma non è protetto, è rimesso dal fondo. Rischio Real Termini di farla pareggiare ai calabresi. Mantuano trova Lucchese. Passaggio no look di Giampà. Non è stato trovato però Deodato lungo la stessa corsia. Una giornata spezzatino questa qui, la 12ª di questo girone H di Serie B. Alle ore 15 è iniziata la sfida tra Città di Palermo e Casali del Manco, assieme a Mirto Messina. Invece assieme a Real Termini Ecosystem Lamezia è iniziata Drago Cireale Mascalocia. Si conclude alle ore 17 con Monreale Arcobaleno Ispica e alle 18 con Acri Villauria riposa questo weekend il Megara Augusta. Passaggio un po' sbagliato che costringe De Sousa ad avere il contrasto con Caminero. Tutta la rimessa, ancora Caminero. Spazi un po' chiusi, morbido, Caffarelli. Si ritorna indietro con Diodato che si prende la rimessa laterale battuta. Caminero finta, poi va sul sinistro, Dalba chiude le gambe, poi la scivolata di Caffarelli ad anticipare Lucchese che era lì per difendere. Si è fatto male il giocatore dei siciliani. Passaggio lungo, stava arrivando dall'altro lato dove ha effettuato la sua corsa Imperato. Si sistema il tiro, Caminero sfiora per pochissimo. Dentro dunque Vincenzo Imperato, classe 2001, 21 anni già compiuti, perché è arrivato dal Mistral Carini questo mese.
cresciuto nel calcio a 11, nel Renzo Lo Piccolo Terrasini, poi l'esperienza anche con il Partinico Dace, il Caresse Partinico e il Villaurea. Caminero, passaggio corto sbagliato, Paesano ne approfitta e corre, allarga proprio Imperato a conquistare il pallone e così risolve tutto Gagliardi con il fischio. Intervento irregolare. Lucchese, Paesano se l'allunga, finisce per cadere, calcio di punizione. Dieci minuti giocati già passati. E time out. Prima della battuta di questo calcio di punizione. Entrambe le squadre a bordo campo, tante indicazioni da parte di Bebo Carrozza. Stessa cosa per Lembo e il suo Real Termini, che sta facendo la propria partita. Ecosystem Lamezia che deve reagire ancora concretamente allo svantaggio. Ecosystem che in stagione ha perso soltanto a Mascalucia 4-1, era la settima giornata, il 12 novembre, più di un mese fa. Ci fu anche la sconfitta in Coppa al secondo turno contro la Cormar di Reggio Calabria. Percorso inverso invece per il Real Termini, che di partite perse ne ha avute tranne una. Punizione, c'è Imperato che lascia tutto a Lucchese, corto De Sousa, pallone nuovamente dietro, Lucchese va a ricevere Paesano diagonale, stava arrivando dall'altro lato Antonino Fuschi, si allunga un po' troppo il pallone, l'Ecosystem, la conclusione di Antonino Fuschi, respinta da Rotella, un po' debole, un po' centrale. Imperato spara la porta, mette in mezzo, ci riesce, in scivolata a Paesano, non trova la porta ma già è tanto che Imperato sia riuscito a mettere dentro quel pallone perché era al limite. Caminero, c'è spazio, calcia col sinistro, alto centrale, cerca di caricare la panchina dei compagni, quella dell'Ecosystem, scivolata di Antonino Fuschi, nessun fallo, Rotella aveva ricevuto Gagliardi in una posizione abbastanza pericolosa, pallone buttato fuori perché l'arbitro fa fermare il gioco perché Antonino Fuschi ha bisogno di qualche secondo in più. Si rialza Antonino Fuschi, anche lui arrivato a dicembre, centrale della squadra di Lembo. Pallone consegnato da parte dell'arbitro al Real Termini. Alzata morbida verso Paesano, a disturbare c'è Gagliardi.
Lucchese, leggermente in ritardo Antonino Fuschi, poi se la cava a superare e Celestini, ancora Antonino Fuschi, avanza, mette dentro, morbido, libera, via, in area di rigore, l'Ecosystem. Sempre Fuschi a battere, corto, Paesano, fuori, Gervasi. Alla battuta Antonino Fuschi, morbido, sporco, alla fine per nessuno, Gervasi si ferma, la passa dietro a Caminero e Celestini. In profondità, scivolata regolare, quella di Mantia. Sarà calcio di punizione, secondo fallo del Real Termini. L'Ecosystem ne ha commessi 3. La battuta e Celestini. Battuta affidata al tiro di Caminero, respinto però. Gervasi e Celestini, si va da Caminero, pallone che passa, non preso da nessuno, aveva più spazio del solito Caminero, lui che se lo cerca spesso. Molto bene Mantia, Lucchese, deve uscire il Real Termini, invece regala il pallone, si Dalba con difficoltà, c'è il tiro murato da parte di Paesano, fondamentale qui Gervasi, calcia Gervasi, Dalba, super parata. Ha rischiato grosso il Real Termini. Prima con il pallone regalato praticamente davanti alla porta, poi il tiro murato, alla fine Dalba, la parata, ecco la conclusione dalla distanza. Caminero, largo Gervasi, si trova davanti 3 maglie bianche. Ancora Caminero e Celestini, non può calciare, ancora Caminero, bloccato l'Ecosystem. Celestini si ferma, poi aspetta l'attimo giusto per calciare, si trova davanti alla presenza di Mantia, rotella, la fa viaggiare, colpo con il petto di Gagliardi, ma per Dalba. 6,5 alla fine del primo tempo, sempre 2-1 per il Real Termini, sta reggendo la doppietta di De Sousa. Gervasi supera qui l'avversario, poi cerca di metterla dentro, viene fermato dagli avversari, Lucchese, largo, Paesano contro Celestini, c'è il varco diagonale che c'è! Che azione del Real Termini, come è arrivato quel pallone in area, calciato però alto da parte di Antonino Fuschi. Poteva essere un gran gol per la sua costruzione, non è stato così. Caminero e Celestini, pallone passato dietro da Gagliardi, quasi davanti alla porta, messo in mezzo, si cercava proprio l'autore del gol dell'Ecosystem, Mantia, c'è spazio per andare avanti, sì, c'è il tiro, la blocca, rotella. Gervasi dietro e Celestini, calcia sporco! E Celestini, Gervasi deve uscire dalla lunetta. Gli ho dato Gervasi
Lucchese verso Imperato anticipato, Imperato continua a lottare, avanza però Deodato con il tiro, pallone che passa, no, rimane dentro, non però la porta. Deodato fermato da Paesano, un passo dal gol nell'ecosistema Lamezia, o meglio a millimetri, perché il pallone stava varcando la linea, decisivo il tocco di D'Alba per fermare tutto. Infatti qui va a parlare Giampà con l'arbitro, ma finisce il primo tempo, addirittura doppia sirena, 3-1 Real Termini, il gol di Gagliardi che porta avanti i calabresi, la rimonta di De Sousa che ne fa 2, poi l'autogol di Mantuano dopo l'avanzata di Montalto sulla fascia di destra. Una bella partita, inaspettata un po' la reazione di questo tipo da parte del Real Termini, nonostante il supporto da parte del pubblico che è presente qui al palazzetto dalla chiesa Setti Carraro, non in numero elevato, però può fare sempre il suo. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di Real Termini Ecosystem Lamezia. Amici sportivi appassionati di calcio, ben ritrovati allo stadio Seneto di Agrigento. Oggi si gioca l'ultimo capitolo della saga di questo mese di dicembre, ma anche novembre inoltrato, tra Agragas e Don Carlo Misilmeri in palio. C'è l'accesso alla finale di Coppa Italia d'Eccellenza. Intanto la palla è giocata in verticale per Semenzin, posizione regolare, Semenzin, un occhio in mezzo, la chiusura di Colombatti in calcio d'angolo. Cercare Lucera, anticipato però da Garuffo. Semenzin, ingresso in area, la palla messa al centro, Vitelli, il controllo, si gira, poi c'è lo scarico per Mansour, dell'Agragas dopo 5 minuti e mezzo, un gol Mansour al termine dell'azione manovrata da destra e dunque passa a condurre. Battuta lunga di Garuffo a cercare Mansour controlla, arriva per primo Lonicolo, contrastato però da Vitelli. Vitelli al tiro e Marino la mette in calcio d'angolo, ci ha provato da fuori Vitelli. Calcio di punizione per l'Agragas, Semenzin scatta, posizione regolare per il numero 7 che scarica indietro da loro, in mezzo Mansour, ancora Mansour in gol, la giocata in verticale che premia ancora Mansour. Lucera prova a passare in mezzo a due, Lucera serie di finte, va sul fondo, il cross, secondo palo, Concialdi di testa, respinto da Mannina, calcio d'angolo, battuto l'angolo, con Fricano che mette al centro, Manfredi rovesciata, alla alta, buon tentativo qui di Vincenzo Manfredi. Il 10 la gira su Garufo che apre per Semenzin. Vitelli riesce a prendere il tempo a Colombatti, poi mette in mezzo e subito Bonanno ci prova con la palla che però si perde fuori. Ad Ambro arriva l'ammonizione anche per Lonicolo, dall'altra parte ammoniti Baio che è già uscito e Cipolla. Qui Vitelli si gira, calcia! Il gol del 3-0, il gol Vitelli battuto Marino. Giochi Mannina prova a passare su Fricano, la palla è in campo e allora Bonanno per Vitelli che serve ancora a Bonanno, posizione regolare, Bonanno al centro, diventa un tiro, respinge Marino, palla in calcio d'angolo, la gira su Secan, il fallo di Brunetti, giallo. Qui una rissa e c'è il rosso per Colombatti, Cerniglia, Giuliano con la scivolata su Locascio, cerca la porta col sinistro, palla alta, Elezai con il pallone tra le mani, il direttore di gara che pone fine alla partita,
1-0 per l'Agragas, doppietta di Mansur e gol di Vitelli, Agragas che vola in finale di Coppa Italia. Buongiorno a tutti amici e amiche amanti di sport isili. Oggi siamo pronti per commentare la 12ª giornata del campionato Girone B allievi regionali Under 17 che oggi ci presenta 11 di dicembre 2022, la sfida tra il Palermo e il team calcio. Alza la palla campanile, poi poca l'intervento, può ripartire la Vis Palermo con Leonardi, attacca la porta, Leonardi guarda, poi calcia benissimo Leonardi, sblocca il risultato 1-0 e poi l'esultanza, la danza del piccione come Richarlison, come tutto il Brasile quasi. Poi danza sulla palla, poi il dribbling da parte di Livigni che attacca la porta, può calciare, vediamo Livigni calcia, la respinta del portiere, poi Leonardi si chiede il fuorigioco e infatti viene ottenuto così da pivot. Poi il lancio per Spina, la controlla, guarda la porta, vuole calciare sul primo e fa benissimo a calciare. Veramente importante per i sorti della classifica, ricordiamo il team calcio potrebbe agganciare proprio il Vis Palermo a quota 14 punti. Tanto Marchese calcia, deviazione, questa palla era rivolta in porta, si può sbloccare ulteriormente perché tanto qui il rimpallo che favorisce Cernigliaro che attacca la porta, Cernigliaro ancora, Cernigliaro la sterzata, Cernigliaro sa tutti, Cernigliaro e la parata del portiere, il miracolo di Mazzola, cosa ha parato, cosa si è divorato anche Cernigliaro che ha fatto un dribbling di troppo ma che comunque gli era riuscito, la palla stava anche rimbalzando quindi probabilmente una maggiore forza, poi riesce a sgusciare, poi calcia e ancora Mazzola, che parata, ma che partita sta facendo il portiere della Vis Palermo, sulla fascia sinistra. Dall'altra parte invece la sua controparte. Qui intanto Adelfio riconquista la palla dopo un rimpallo. Adelfio calcia! E il gol di Adelfio da numero 9. Non sbaglia sotto porta. E questa è un po' la fotografia della partita perché la Vis Palermo non ha creato in realtà tantissime occasioni. Ne ha create sicuramente di più il team calcio. Ma dal punto di vista del cinismo è da sottolineare Tratantillo, palla alta, esce Stassi. Marchese per Adelfio che guarda la porta, poi vede l'inserimento palla illuminante per Levigni che aggancia Levigni e ancora lui, sono tre reti a 0, ma che palla ha dato Adelfio, una palla praticamente da numero 10, invece lui ha la maglia numero 9 e poi il gol di Livigni che è un numero 10 da numero 9, insomma, viene battuto palla al centro, con la messa lontana, poi ancora lì, poi calcia con potenza. Guarda i compagni al centro Marino, vuole pescarli, battuta velenosa, poi lo scontro, la palla che termina da fuori, ma c'è stato uno scontro tra Mazzola e Patrizio. Adesso Marchese per toccare la porta, lo contra Benesanta Marchese ancora lancia la palla, che l'aggancia, poi Leonardi lo risfida ancora una volta e questa volta la Vis Palermo non è stata cinica come nel primo tempo. Calcio d'angolo, battuta alta, colpo di testa e ancora Mazzola. Cosa ha preso Mazzola? Forse sulla linea, poi Macaluso può dare il 5 al proprio compagno che ha fatto un miracolo assoluto sul colpo di testa in mischia. Ancora una volta palla che passa e ancora Mazzola. Sfida Mazzola che al momento, ricordiamo, è stato perfetto, ne ha prese praticamente tutte, adesso dei 10 metri, ma Loisio, calcia Loisio e sbaglia perché calcia troppo in alto, mantiene la porta inviolata, mantiene il clean sheet ancora una volta, Mazzola che questa volta non mette le mani, ma difende il risultato, non vuole nemmeno prendere un gol. E con questa azione termina la partita, finisce qui, vince 3-0 la Vis Palermo. Secondo tempo di Real Termini Ecosystem Lamezia 3-1 dopo i primi 20, il gol di Gagliardi, poi la rimonta dei siciliani con la doppietta di De Sousa e l'autogol di Mantuano. Facciamo un recap delle due prose convocate
per questo pomeriggio. Real Termini in completo bianco con D'Alba e Perdichizzi a disposizione per la porta. Para D'Alba, dopodiché Mantia, Antonino e Gianmario Fuschi, Paesano, De Sousa, Lucchese, Pollicino, Imperato e Montalto. Real Termini che prova ad avanzare qui con Mantia, non ci riesce. Ecosistema Lamezia invece in completo arancione con inserti neri, che calcia con Gervasi. D'Alba allunga la manona in calcio d'angolo, Cerrotella a parare, Zerbo in panchina, poi Caffarelli, lo scavo, Caminero, Giampà, Gervasi, Deodato, Patamia, Mantuano, Gagliardi e De Celestini. Proprio E Celestini a prendere questo pallone, prova a calciare tra le gambe di Mantia, niente da fare però. Real Termini che ha dato una grande dimostrazione nel primo tempo con la rimonta da parte di De Sousa. In altre circostanze la squadra allenata da Lembo, prima dalla Vita, ha subito barcate di gol. Invece oggi c'è stata una reazione, una grande prestazione ci fu anche contro la Mascalucia. Pallone dentro, libera Lucchese, tra tanti avversari cerca di sfondare, non ci riesce, avanti il Lamezia in 3, c'è il tiro di Celestini, D'Alba blocca, passo di Sousa sotto le gambe di Caminero, niente da fare. Soltanto un ammonito nel primo tempo è stato Mantuano, che poi è stato l'autore dell'autogol. Tutto era nato da una sgasata di Montalto sulla fascia, ha messo il pallone in mezzo, poi il giocatore dell'Ecosystem si è trascinato il pallone in porta. Gioca il Real Termini, Paesano non va avanti, Gervasi, destro-sinistro, ancora Gervasi con la punta, sbaglia sempre il tipo di tiro che va a fare. Caminero lascia dietro e Celestini non la fa passare il Real Termini, pallone dentro, possibile tacco e Celestini non insiste. Paesano vuole vincere il rimpallo, non è così, allora Gagliardi dietro e Celestini davanti a Paesano. Pochi spazi per l'Ecosystem e Celestini, deviazione lieve, D'Alba se l'era chiamata, invece Mantia è andato lui. Tant'è che poi D'Alba ha richiamato il compagno. Gervasi, doppio passo che non ha funzionato. Secondo tempo che andrà su questo canovaccio con l'Ecosistema Lamezia che vorrà avere delle risposte concrete per riprendere gli avversari avanti di 2 gol. E Celestini, il passaggio in fascia, ancora D'Alba, il Real Termini in velocità, c'è spazio, pallone buttato fuori. Celestini praticamente ha colpito la faccia di Deodato in fase di riscaldamento a bordo campo con la casacca. Sembra essere tutto ok per il capitano dell'Ecosystem. Gervasi e Celestini dall'altro lato con il possesso di palla da parte di Caminero. Ecosystem
richiede e ottiene il possesso. C'è la munizione per Caminero. Per proteste. Pallone in mezzo, D'Alba prima di Gagliardi. Arbitro che però non aveva il taccuino dentro la propria tasca, quindi si doveva aspettare un altro po'. E Celestini, Caminero, Celestini davanti a Mantia e Celestini finta la punta, pallone in mezzo, D'Alba con le ginocchia a rispondere, Paesano porta a terra in questo modo Gagliardi, ma il possesso viene recuperato dalla Lamezia che sale, pallone largo, Gervasi fermato da Lucchese. Squadre larghe con Rotella che ha risposto con il piede. Passati già 5 minuti quasi dall'inizio della ripresa. Quasi tutta la panchina dell'Ecosystem in movimento. Si libera bene qui Gagliardi, ma il pallone viene sì proposto dentro, ma con il campo finito. Lucchese sfida i Celestini che poi quasi va a cadere addosso all'avversario. Bella l'alzata davanti agli occhi di Mantia. Non serve altro in questo momento alla squadra di Carrozza. E Celestini fermo, calcia, la fa passare in qualche modo, ma non pienamente verso la porta. Pallone fermato lì a metà strada dalla deviazione. Paesano la lascia pericolosamente ad Alba che la spazza in fretta. Si va da Rotella. Celestini stava riuscendo nella diagonale verso Gagliardi, poi Gervasi interrompe l'avanzata di Giovanni Paesano, vice capitano del Real Termini. E Celestini non si ferma, il Lamezia, pallone di Deodato. Che va a battere la rimessa, pallone regalato però a De Sousa, 2 contro 1, suola De Sousa fermato da Gervasi. Secondi preziosi di recupero fiato questi per il Real Termini. Paesano calcia quasi forzatamente. Altro tiro di Paesano sul fondo. Mantuano spalla alla porta, Deodato non passa con Mantia. Mantuano, Gervasi non vede la porta, c'è il tiro di Deodato con D'Alba sempre reattivo, molto impegnato oggi il portiere del Real Termini. E Celestini bloccato da De Sousa, la rimessa è sempre per l'Ecosystem.
Pallone in mezzo, c'è il passaggio di Deodato che voleva Gervasi, ma all'improvviso si è trovato davanti la porta. Recupera però il pallone, c'è il tiro sulla traversa di Gervasi, non entra neanche questa. Per l'Ecosystem ci sono stati 3 legni, ovvero 3 pali per il Real Termini nel corso del primo tempo. Questo è il primo legno della ripresa e per l'Ecosystem Gervasi, Deodato si gira, trova un gran gol. Deodato super a riaprire i giochi, 3-2 il gol dell'Ecosystem. Molto bello il movimento di Deodato. Lucchese, giocata, fermato da Giampa. Il pallone però era uscito. Alzata provata da Antonino Fuschi, niente da fare, allora Giampa. A questo punto inizia un'altra partita con l'Ecosystem che ci crede, anche perché tutto è fattibile. Conclusione murata di Deodato. Caffarelli, da lui partono i palloni girati a destra o a sinistra, lo chiama verso il centro Mantuano, poi Caffarelli si affida sempre alle fasce, non c'è lo scambio tra Giampa e Deodato. Sirena, time out con il punteggio sul 3-2. Il gol poco fa di Deodato che ha riaperto la partita. Real Termini che sta avendo un atteggiamento difensivista in questo secondo tempo, lo si è visto anche dalle ripartenze, anche dai tiri forzati che si sono verificati, perché l'Ecosystem a fare la partita in questi minuti, in questa seconda parte di match, serve una risposta in trasferta. L'ennesima chiamata di questa stagione, nonostante la miglior difesa, presi 3 gol al momento con il Real Termini che vuole ottenere la seconda vittoria in questo campionato, sperare nei passi falsi delle altre nella parte bassa della classifica per togliersi di dosso l'etichetta da penultima. 11:50 alla fine. Caffarelli, Mantuano, giocata provata da Giampa, c'è il fischio dell'arbitro, punizione. Continua l'Ecosystem, Caffarelli, diagonale sì ma troppo stretta, il pallone finisce in fallo laterale. Alzata di Paesano a cercare Antonino Fuschi.
Ciampa sale, palla al piede, trova Lucchese, che però è solo, circondato da 2 maglie arancioni. Lucchese vince il rimpallo e poi si ferma. Serve dietro, Mantia, Paesano, triangolo con De Sousa, Paesano, avanti il Real, poi regala il pallone a Deodato. Occhio a Paesano, poi rotella e Mantuano non si intendono, perché il pallone è rimasto lì. Paesano, lancio lungo, finisce a Bevo Carrozza, allenatore dell'Ecosystem. Deodato, Ciampa, chiede il pallone Mantuano, avanza Paesano, sinistro troppo largo. Con l'Ecosystem che si salva in questo modo, assistito Giovanni Paesano. Scivolato sul parquet dopo la conclusione. Poco meno di 10 minuti alla fine. Conclusione da fuori di Ciampa, se la prende con se stesso. Paesano, sportellate, Mantia. Gervasi ricomincia da dietro l'Ecosystem, l'attacco di Antonino Fuschi su Caminero. Gervasi, pallone di ritorno, Caminero sotto la traversa, il pareggio dell'Ecosystem Lamezia con Caminero. Azione costruita, il pareggio è arrivato. Scombussolata la tattica del Real Termini, quella di difesa, 3 pari e tutto da rifare. E adesso la squadra di Lembo deve riattivare i motori come nella prima parte di primo tempo. Lucchese si deve fermare a sfidare così Ciampa, e va dietro. Dalva corto, Paesano con la punta trova Gervasi. Alzata morbida di Paesano, mette fuori Ciampa. Paesano, è un passaggio alla fine per i celestini, pallone largo, Gervasi esce, Dalva è scivolata regolare, De Sousa avanti, c'è però la munizione per Dalva e fallo secondo l'arbitro.
pure aveva preso il pallone, ma c'è stato allo stesso tempo il contrasto con il giocatore dell'Ecosystem. Calcio di rigore per i calabresi. Alla battuta andrà Caminero, che ha sistemato il pallone. Mani nei capelli per Giorgio Lembo dalla panchina del Real Termini. Probabilmente l'unico modo potenziale per passare questo qui del calcio di rigore. Adesso sarà Caminero contro D'Alba per la controrimonta dell'Ecosystem Lamezia. D'Alba che ancora ha da ridire sul fischio dell'arbitro che ha concesso il calcio di rigore. Caminero potente e Lamezia passa avanti nuovamente con la doppietta di Caminero, 4-3. Il Cistellere al Termini che vuole sicuramente reagire al più presto dopo il gol subito poco fa. Meno 8 per quanto riguarda i minuti alla sirena finale. Gervasi, questa fase è fondamentale perché un gol potrebbe spezzare le gambe al Real Termini. Ovviamente segnato da parte dell'Ecosystem. E Celestini. Addirittura dal loro portiere Rotella Mantuano c'è De Sousa. Gervasi è fuori. 7-10 alla fine. Lucchese. Antonino Fuschi. Lucchese. Paesano contro i Celestini. De Sousa. Paesano circondato da 3 uomini in maglia arancione. Rimessa Real. Lucchese a puntare Gervasi, non lo supera, poi allunga la gamba Lucchese. La rimessa per gli ospiti. Alzata, stop di Gervasi. Arrivano gli avversari, Gervasi, c'è il tiro, pallone in mezzo e Celestini sul secondo. Lui arriva ma è angolo. Battuto adesso da Mantuano. Battuta da ripetere perché bisogna lisciare un po' la zona di parquet all'interno dell'area di rigore.
Adesso si va Caminero e Celestini. Caminero, ecosistema che sembra avere in mano la partita, perché dopo aver rimontato gli avversari continua ad avere il possesso del pallone. Gervasi contro Paesano, si va da Celestini, c'è Mantuano che si inserisce, Gervasi, rimpallo non a favore, Lucchese, c'è soltanto lui del Real, Lucchese, c'è il tiro, bloccato alla fine, insiste con il sinistro, calcia Lucchese alle stelle, chance suppatissima dal Real Termini per pareggiarla nuovamente, ha sparato alto Lucchese. De Sousa spalla la porta, sul sinistro calcia, oltre l'incrocio. Cinque e mezza alla fine. Caminero il pallone che è andato fuori, Real Termini che già ha battuto la rimessa laterale, si muove tanto da quelle parti, non è facile il Real, possesso perso, Mantuano e Celestini, c'è Lucchese, riprende Lucchese, la passa all'indietro, trova De Sousa, un attimo in ritardo, Lucchese va in fascia, le finte, servizio dentro. Di Antonino Fuschi. Ma niente da fare per i siciliani. Partita che si è ribaltata contro nei confronti del Real Termini. Antonino Fuschi fermato da due avversari, poi spinge colui che gli sta addosso, ovvero Gagliardi. Antonino Fuschi, Paesano, cerca il tunnel Paesano, cerca di imporsi il Real Termini. Paesano dall'altro lato, impossibile da trovare Antonino Fuschi. Quattro minuti alla fine, Ecosystem che è scesa in difesa. Imperato, Paesano, la giropalla dei termitani, fine a se stesso. Imperato sbaglia quasi il passaggio per recuperare Caminero, l'entrata di Imperato regolare, avanti Imperato, chiamato a dare la scossa ai suoi, Lucchese, il pressing di Caffarelli, De Sousa, le finte, calcia De Sousa,
verso l'angolino. È rientrato Gervasi in casa Ecosystem e Celestini in difficoltà, pressato da Imperato. Si porta il pallone sul fondo. 3 minuti e 0-3 al fischio finale. Pallone verso Imperato contro Gervasi. Se lo sistema Imperato, deviazione. No, c'è time out. 3 minuti precisi alla fine. 4-3 per l'Ecosystem Lamezia, avanti con la doppietta di Caminero, il gol su azione e poi il gol su calcio di rigore. Questa doppietta che ha seguito la rete di Deodato del momentaneo 3-2, una controrimonta dei calabresi. Nel primo tempo la rete di Gagliardi, la rimonta del Real Termini con la doppietta di De Sousa, l'autogol di Mantuano, la reazione degli ospiti nella ripresa, Deodato e poi Caminero, sia su azione sia su calcio di rigore. Tutto niente in questi ultimi 3 minuti. Real Termini che vorrebbe risalire in classifica, è molto 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 difficile. Anche un pareggio non andrebbe bene all'Ecosystem perché si sgancerebbe nel caso di vittoria da parte del Messina, dal Messina stesso e anche dalla capolista città di Palermo. Sono le prime 3 posizioni che danno il salto diretto in A2. Poi dal quarto al sesto posto. I piazzamenti playoff. Ovviamente c'è ancora un girone di ritorno intero da disputare. Ci sarà l'ultima gara del girone d'andata il 7 gennaio dopo la pausa natalizia. Però già 10 punti di svantaggio dalla terzultima per il Real Termini penultimo sono veramente tanti. Real Termini matricola di questo campionato. Lancio lungo con la testa di Gervasi cercata, pallone sul fondo, Dalba, Lucchese, meno 2,20. Quinto libero per il Real Termini che la vuole vincere, è entrato Antonino Fuschi che si darà il cambio con Dalba. Infatti veste una maglia diversa dai suoi compagni. Imperato, Paesano, Fuschi, l'attenzione dell'Ecosystem su questi palloni che viaggiano da una parte all'altra. Imperato, Fuschi, Imperato nuovamente dietro, Paesano, Lucchese, sempre di più vicino alla porta. Il Real di nuovo da capo, il tempo però scorre. Il Real che in questa ripresa non ha avuto modo neanche di subire falli, 2 invece ne ha commessi. Pressione alta della squadra di Lembo.
Ultimo minuto di gioco a partire da ora. È sempre 4-3. Lucchese, c'è il varco, forse Fuschi non calcia. Paesano, nella speranza di una deviazione, la conquista. È rimessa laterale per il Real Termini, che ci prova fino alla fine. Sirena. Discussione con la panchina dell'Ecosystem, ammonito Deodato dalla panchina. ...49 secondi. Fuschi. Paesano, Lucchese contro Mantuano, Imperato non calcia perché ha e Celestini davanti. Lucchese finta sul destro, calcia, mette in mezzo, esce, rotella, fare male quasi ad Imperato, porta vuota quella del Real Termini. Fuschi non passa, pallone di Celestini, fuori a 27 secondi dalla fine. Ecosystem tutto chiuso in difesa, Real Termini tutto alto in attacco. Lucchese, Fuschi e Celestini, occhio perché la porta del Real Termini è sempre vuota, c'è il quinto libero. Lucchese in diagonale, non va il pallone, muro calabrese per adesso perfetto, pallone dentro, Imperato in un universo lontanissimo questo pallone. Probabilmente l'ultima chance perché mancano 4 secondi. Infatti viene buttato fuori, festeggia l'Ecosystem Lamezia con tantissima sofferenza. 4-3 in controrimonta al Real Termini. Decisiva la doppietta di Caminero, un gol su azione, un gol su calcio di rigore. Eppure i calabresi erano passati in svantaggio con la rimonta di De Sousa, che ha realizzato una doppietta, e l'autogol di Mantuano contro il momentaneo vantaggio sempre da parte degli ospiti con Gagliardi. Poi il 3-2 di Deodato nella ripresa e poi la doppietta di Caminero con l'ultimo gol decisivo su calcio di rigore. Sembravano esserci speranze per la vittoria da parte del Real Termini, dato il primo tempo chiuso in vantaggio. Non è stato così, la squadra di Lembo resta a 3 punti giù in classifica al penultimo posto. E da vedere cosa faranno Monreale e Arcobaleno Ispica nella gara iniziata mezz'ora fa, mentre l'Ecosystem Lamezia sale a 24 punti e resta nella top 3 di questo girone H di Serie B di futsal. I prossimi appuntamenti delle due squadre, Real Termini che così non passerà sicuramente un bel Natale al penultimo posto, ancora non totalmente confermato, sarà un banco di prova importantissimo perché il 7 gennaio alle ore 16 ci sarà uno dei diversi derby siciliani in casa dell'Arcobaleno Ispica, praticamente ultima contro penultima, o vinci o sei praticamente quasi del tutto spacciato, mentre l'Ecosystem Lamezia avrà delle positive vacanze natalizie. Al rientro ci sarà però il big match con la capolista Città di Palermo. Il fattore positivo è che questa sfida sarà in Calabria, quindi in casa. Sempre il calcio d'inizio alle ore 16 del 7 gennaio. È tutto dal palazzetto Dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.